Di verde, qualche panchina, uno spiraglio di natura tra vie coperte di palazzi e di muri, e questo il Parco Pio X a Mestre. Un'impresa ha ottenuto il permesso di costruirci sopra, in cambio deve però attrezzare a verde una vicina area. Un comitato oggi ha manifestato per chiedere il rispetto dei patti. Prove generali di incatenamento ai platani del giardino pubblico di via San Pio X a Mestre, quel che resta del vecchio Parco Ponci, 500 metri quadri appena, in pieno centro. Per ora è solo un gesto dimostrativo dell'associazione Amico Albero, ma il gruppo, 200 persone e più di 5.000 firme di sostegno, è pronto a far sul serio se l'impresa edile Guaraldo dovesse tentare di costruirvi un palazzo, cosa che può fare senza prima aver trasformato in parco almeno 1.600 metri quadri del vicino piazzale di Porta Altinate. Prima che fosse travolto dalle lottizzazioni, il Parco Ponci arrivava fin lì. 7 piani in zona pregiatissima ha concesso il Comune di Venezia alla Guaraldo in cambio della nuova area verde e della sua parte di proprietà di un edificio lì accanto, il cosiddetto Celana. È addossato alla torre civica di Piazza Ferretto. Il Comune vuole abbatterlo per valorizzare la vista del monumento anche dal lato opposto. Quelli di Amico Albero non si fidano. A dicembre la Guaraldo aveva mandato 2 ruspe con la scusa di fare dei carotaggi, dice Michele Boato, portavoce dell'associazione. Noi abbiamo ottenuto in Consiglio Comunale che prima di fare questo edificio si ripiantumi, si faccia di nuovo il Parco Ponci, il parco storico che è qui a 2 passi. E quindi non c'è niente di strano, devono prima cominciare i lavori lì, devono togliere gli ambulanti, 36, togliere l'asfalto, cominciare a mettere gli alberi e poi faranno questo mostro che a quel punto saremo costretti a lasciarglielo fare. Se non vedremo il nuovo parco, dicono i manifestanti, bloccheremo i lavori qui. Imprese e Comune sono avvisati. La pagina sportiva con la 20ª giornata.